Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Sono Mimmo Magnetta e oggi doveva esserci in presenza anche Antonio Fellone, il mitico Tony F, e invece è stato preso da altri impegni. Ho invece con me, dovremmo averlo subito di già, il Sì. Mirko Manna, il segretario del segretario di che? Mi spiego. Presentati. Segretario generale aggiunto del SINAP. Ecco. Un altro di quei mitici combattenti per la difesa della tutela dei diritti dei lavoratori che stanno in divisa nelle prigioni italiane. Giusto, Mirko? Assolutamente sì. Sempre alle prese con un sacco di problemi, con un sacco di aggressioni. Io leggevo stamattina su qualche gruppo WhatsApp in cui ogni tanto mi imbatto di un'aggressione avvenuta anche al Beccaria, l'altro giorno ce n'erano state altre. Quello che ora che va molto di moda, oltre che aggredire voi che lavorate appunto in questo settore, e anche fare trasmissioni online dalle galere. Cioè, è diventata Ormai abbiamo una trasmissione parallela, il Grande Cancello. Infatti. Perché è veramente assurdo che ancora oggi non si riesca a bloccare quantomeno le frequenze dei cellulari all'interno dei sistemi penitenziari. Questo perché l'utilizzo dei jammer, che comunque potrebbero bloccare queste onde, rischierebbero di bloccare anche le onde di altri cellulari all'esterno del muro di cinta, e quindi di persone che non c'entrano nulla. Come praticamente voi che ci lavorate. Io per esempio ho avuto la mia compagna, mia moglie, che ha lavorato per 42 anni in galera. Io non ero padrone di poterla chiamare quando lei era in reparto, cioè non c'era verso. Le potevo mandare un piccione viaggiatore, sempre che qualcuno non le intercettava prima e se lo facevano arrosto. No, vabbè, quello è anche un motivo di sicurezza all'interno dei reparti, perché comunque sia è bene non tralasciare mai nulla al caso per quanto riguarda la sicurezza, e quindi è bene che ci sia difficoltà anche per contattare all'interno. Poi logicamente c'è un centralino, basta chiamare lì e si riesce subito a contattare la persona, il poliziotto, quantomeno, che non ha preclusione a telefonate. O il funzionario, insomma, che ci lavora dentro. Assolutamente sì, o il funzionario appartenente al comparto ministeriale. È quello che fa specie invece che appunto questi che commettono dei delitti gravissimi, tipo appunto quello che ha commesso sto ragazzo che è detenuto a Treviso, che si permette il lusso di prendere e fare spettacolo. Lì veramente il ministero dovrebbe darsi da fare in quel senso là. Anche se, come tu spiegavi, se uno piglia, blocca questi telefoni, poi rischia di mandare in tilt tutto l'altro sistema. Abbiamo avuto noi un'esperienza qua l'altro giorno in radio, siamo stati hackerati anche noi, perciò Il problema è quello che ad oggi i fornitori di questi sistemi informatici ed elettronici non sono in grado di dare il 100% la sicurezza che questo non vada ad interferire anche sul libero cittadino. Mettiamo il caso, se prendiamo ad esempio i carceri tipo Regina Coeli, Milano San Vittore, che sono situati all'interno di aree cittadine, e questo andrebbe a pregiudicare anche persone che non c'entrerebbero nulla. Quindi il motivo sostanzialmente è quello, e pertanto si ricorre ai controlli più frequenti, con la strumentazione che ha un basso raggio per rilevare questi telefoni. Però diciamo che quantomeno nell'ultimo anno, sono molti i telefoni che vengono ritrovati dal personale di polizia penitenziaria. Certo. Mirko Manna, allora, segretario generale aggiunto del SINAP, mi fai un quadro, mi delinei un po' un quadro di quella che è la situazione a livello appunto delle prigioni
degli istituti penitenziari del Lazio, o puoi Allora, farla anche più in generale a livello italiano? possiamo farla anche a livello generale, perché ci troviamo sostanzialmente in tutte le regioni più o meno nella stessa situazione, ovvero abbiamo difficoltà nel gestire quella che è oggi la popolazione detenuta, ma per una questione di spazi, e vi è carenza di personale, nonostante l'intervento del governo, questo governo a cui diciamo grazie perché le assunzioni sono continue e repentine, quindi vengono stabiliti, messi fondi per l'arruolamento. Ancora oggi abbiamo un problema perché abbiamo un alto tasso di pensionamenti, quindi tutte queste assunzioni vanno a coprire che sostanzialmente quello che è il turnover, quindi perdiamo 8.000 e assumiamo 8.000. Quindi quello che sostanzialmente come SINAP chiediamo è un maggior sforzo di governo, oltre a quello che già hanno fatto, che gli riconosciamo, ma abbiamo realmente la necessità intanto di colmare la pianta organica, che ad oggi siamo 36.000, la pianta organica è 42 e ancora mancano al gap molte unità di polizia penitenziaria. Una volta raggiunta la pianta organica, valutare quella che sia poi l'innalzamento della pianta organica, perché se è vero che l'impegno del governo è evitiamo sfolla carceri o indulti e indultini, è pur vero che dobbiamo trovare una soluzione per rendere comunque umana la detenzione, come è giusto che sia, ma che il personale di polizia penitenziaria possa operare in sicurezza, mentre oggi siamo ancora costretti a fare dai 4 ai 5 turni, 4-5 posti di servizio con turni massacranti che vanno dalle 12 alle 16 ore. Questo vale per la Sicilia come vale per il Piemonte o la Lombardia. Come la giriamo, è sempre quello la situazione. 2 giorni fa eravamo in visita al carcere di Spoleto con una delegazione della segreteria generale. Mentre eravamo all'interno è avvenuto un evento critico, un tentativo di rivolta, pertanto il personale che doveva presenziare all'incontro con noi è stato costretto ad andare subito in supporto, in aiuto. Contestualmente è avvenuta la stessa cosa nel carcere di Terni, dove la situazione è veramente drammatica dal punto di vista della popolazione detenuta. Perdonami, hai detto il carcere di Terni? Sì, di Terni, dove abbiamo oltre 600 detenuti, con 420 posti detentivi, siamo arrivati a 600, il personale è sotto di circa un'ottantina di unità. Parliamo di 7/10 circuiti penitenziari diversi, quindi di difficile gestione. Ancora oggi non siamo riusciti a superare il problema di quelli che sono i detenuti con problemi psichiatrici. Probabilmente la ratio di quando sono stati chiusi gli OPG era di dare un sistema sanitario anche a chi era recluso, ma purtroppo non è così, questo non è avvenuto. Abbiamo REMS aperte in regioni, vi faccio l'esempio della Sicilia. Spieghiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio che non tutti sono ferrati. Cosa sono le REMS? Io sono anni che vi costringo a spiegarle, ma è necessario chiarire queste cose qua. Allora, nel momento in cui è passato il sistema sanitario penitenziario, è passato alla sanità nazionale, che cosa è successo? Che sono stati chiusi i cosiddetti OPG, che erano gli ospedali psichiatrici giudiziari. Da lì, dalla chiusura di questi OPG, c'è stata l'apertura delle REMS, e faccio l'esempio che praticamente la Sicilia, che aveva un OPG, un ospedale psichiatrico giudiziario, il mitico Barcellona Pozzo di Gotto, giusto? Il mitico Barcellona Pozzo di Gotto, con 350 internati, diventato casa circondariale, ma i 350 internati ad oggi sono ancora lì. E i posti REMS, che per chi non conosce, REMS non è altro che l'acronimo di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, questa è la dicitura della REMS, sono 18, quindi comprenderete che
i 18 posti vengono sostanzialmente assegnati subito alle persone che vengono arrestate in attesa di giudizio, perché per evitargli l'impatto che magari avrebbe un impatto diverso, l'immediata detenzione, l'immediata custodia all'interno di una struttura. E ancora ad oggi noi non siamo in grado di colmare questo gap di una scelta giusta dal punto di vista umano, sanitario, ma che poi si è rilevato un fallimento. Quindi bisogna affrontare le cose e a volte riflettere se è il caso di andare avanti o guardarci indietro, perché cose buone anche indietro ce n'erano, ce ne sono e dovrebbero essere richiamate. Mirko, posso esprimere il mio parere? Io invece Assolutamente. io sono nettamente contrario alla chiusura degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ti spiego a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori il perché. Io anni fa avevo un amico, anzi ce l'ho ancora perché è ancora in vita, che aveva un socio di lavoro. A questo suo socio di lavoro aveva un fratello che non ci stava con la testa, ha ucciso la mamma e il padre con un coccio di bottiglia, li ha proprio trucidati. Questa cosa è successa qua a Milano e praticamente, insomma, il fratello di questo socio di questo mio amico è stato arrestato. Ecco, il socio di questo mio amico ha vissuto nel terrore, nell'angoscia che poco tempo dopo il fratello matto, che aveva ucciso in maniera proprio barbara sia il papà che la mamma, venisse liberato, perché appunto quando uno commette certi delitti basta una dichiarazione di un medico che dice che uno è tornato sano, praticamente questi si ritrovano liberi e si ritrovano a carico della famiglia. Ora noi ci troviamo un mondo di galera, un mondo carcerario che è pieno di persone con problemi psichiatrici che voi poliziotti penitenziari dovete affrontare quotidianamente e non siete stati addestrati per fare gli infermieri o i psicologi o gli psichiatri. Assolutamente no. Ecco, secondo me il nostro compito è quello della sicurezza e facciamo parte anche di ciò che riguarda tutto il trattamento, perché comunque nel carcere è la mission finale del carcere è consentire a queste persone di rientrare in società diversi da come sono entrati. Ma è difficile quando ci troviamo in una situazione del genere, e per questo condivido ogni tua parola, perché anche secondo me è stato un errore, perché sono persone che hanno bisogno di altro, non hanno bisogno del semplice sistema detentivo, anche perché una persona che non ha raziocinio non è in grado di comprendere cosa è giusto e cosa non è giusto. Se poi parliamo addirittura di extracomunitari che quindi hanno anche difficoltà nel comprendere la lingua, nel comprendere quello che è il sistema penitenziario italiano, è chiaro che sicuramente non possiamo migliorare, ma andiamo sempre solo ed esclusivamente verso un fallimento del sistema. E chi ne paga le conseguenze poi siete voi che avete la divisa. È la polizia penitenziaria che ormai quantomeno una volta al giorno in ogni istituto d'Italia qualcuno dei nostri finisce o con lesioni o in ospedale. O se no anche in tribunale, perché tanti di voi poi finiscono anche denunciati. Anche in tribunale perché a volte si ricorre all'uso della coercizione fisica e spesso si arriva anche ad una linea sottile tra quella che è l'intervento legittimo e l'eccesso nell'intervento. Quindi poi bisogna giustificarci davanti a un giudice per comprendere e per far comprendere di aver operato in giustizia. Questo diciamo che fortunatamente col DL sicurezza vi è una maggior tutela, perché comunque sia c'è una copertura legale, quindi grazie al DL sicurezza abbiamo delle spese che inizialmente non dovremmo più sostenere come poliziotti, ma per quanto riguarda la polizia penitenziaria io credo che l'utilizzo delle bodycam mai fu posto più giusto che all'interno del sistema penitenziario, perché io ho la ferma convinzione che nessuno dei miei colleghi della polizia penitenziaria operi in malafede, quindi quello che comunque sia ognuno di noi cerca di fare è garantire sicurezza per chi all'interno del sistema penitenziario è più debole e quindi rischia di essere garantire equità nell'espletamento della pena,
garantire che i diritti vengano rispettati, vengano concessi, e ci sono anche i doveri, il comportamento, Certo. perché è questo che rende poi il sistema penitenziario valido al fine di reinserire il reo. Certo, certo. Il problema appunto è che tante volte per causa di una certa magistratura voi vi ritrovate sotto processo, comunque perlomeno indagati, perché appunto qualche giudice che ha ritenuto che per esempio che il magrebino che è stato fermato con la dose di droga davanti alla stazione di Milano anziché a quella di Roma Termini, altro modo non aveva per poter diciamo avere comperarsi da mangiare, allora doveva spacciare. Ecco, noi abbiamo a che fare con una magistratura che è molto particolare, che tende più spesso a giustificare i rei, che quelli che appunto invece ai rei sono, comandati a controllarli e accompagnarli in quello che è appunto l'esecuzione della pena e il ritorno anche in società. Ecco, noi viviamo veramente questo conflitto. Abbiamo per esempio dei giudici, che sono più anzi che vanno oltre secondo me, nei confronti appunto della gente che indossa le divise, piuttosto che appunto di chi vive di espedienti o vive di delitti. Come anche il Sì, io credo che fortunatamente è una piccola parte della magistratura quella che a volte se ne esce con sentenze opinabili, come dici tu, cioè perché comunque eh, io non dico che queste persone vadano punite, punto e basta, però è certo che bisogna anche dare una proporzione. Non è una giustificazione il fatto di non aver trovato lavoro e iniziare a spacciare. Veramente non so che cosa possa essere passato nella testa del giudice, ma ehm, purtroppo c'è una parte della magistratura che ha delle visioni, secondo me utopistiche, ma poi non, non voglio entrare nel merito di quelle che sono le decisioni del singolo magistrato, ma dico fortunatamente tanti altri fanno rispettare quello che è il codice penale e applicano le giuste misure al fine di garantire un sistema penitenziario più equo e più equilibrato. C'era da dire una cosa, che un manuale per esempio di comportamento, di regole a cui voi agenti della polizia penitenziaria vi dovete attenere, mica c'era. Cioè fino a poco tempo fa non esisteva proprio. Mi ricordo che io sono stato uno dei primi ad averlo, perché appunto tramite le varie conoscenze ho avuto sto malloppone di manuale che manca poco, ecco, però appunto in pratica le regole certe che mettono al sicuro quelli che sono chi ci lavora dentro nelle prigioni, le hanno scritte con un pochino di ritardo. E poi Diciamo, il regolamento del corpo in linea generale, quello c'è sempre stato dalla nascita del corpo. Quello di cui parli tu è il manuale operativo. sì, sì, Quindi, proprio a seguito dell'introduzione del reato di tortura, abbiamo avuto la fortuna che durante il periodo di questo governo si è arrivati a decidere di fare un manuale operativo per evitare che si potesse imbattere nel reato di tortura cer o in un eccesso di difesa, e quindi sono state dettate delle procedure sistematiche su come intervenire. È stato dotato il personale di una tuta operativa nei casi in cui avvengano rivolte e quant'altro, che consente al poliziotto di evitare danni fisici in queste occasioni. E logicamente parliamo di rivolte perché nell'operatività quotidiana quella tuta e quelle protezioni non vengono indossate, seppur trattasi di dotazioni individuali, potrebbero essere indossate arbitrariamente, non sì, vengono utilizzati proprio per la poca movibilità che poi ti consentirebbero all'interno del reparto certo, detentivo. di muoverti. Sì, Diceva il nostro mitico Antonio Fellone che le bodycam sarebbero entrate presto in uso. sì, Ehm sì, sono già state acquistate e quindi entreranno da settembre, dovrebbero andare in via sperimentale all'interno di alcuni istituti. Questo è l'impegno che è stato preso
dal capo del DAP facente funzioni, quindi adesso vedremo con il nuovo capo del DAP, Francesco Carmine Di Michele, faremo un sollecito come organizzazione sindacale al fine di iniziare questa sperimentazione all'interno di alcuni istituti per vedere poi i risultati in breve e lungo termine. Beh, penso che queste dotazioni dovrebbero essere impiegate subito nei carceri ottocenteschi, tipo quello di Regina Coeli o quello di San Vittore, perché è dove c'è l'utenza più problematica, no? Sì, io credo che poi la bodycam debba essere solo l'inizio, perché dobbiamo comunque sia iniziare a modernizzare tutto quello che è il sistema penitenziario, e forse l'amministrazione dovrebbe riflettere su: vale la pena sistemare il carcere di Lucciardone Borbonico? Vale la pena sistemare Regina Coeli o carcere di Ragusa? O Poggio Reale? Non lo so, forse sarà il caso di valutare la costruzione di nuovi penitenziari che vengano già costruiti col criterio europeo, con bagni in cella, con porte automatizzate, così al fine di evitare proprio contatti con il personale di polizia penitenziaria nel quotidiano, che si limita al controllo, forse assumere anche più figure professionali come educatori, assistenti sociali. Cioè, bisogna ragionare su un nuovo modello. Vale la pena sistemare un carcere come Lucciardone, che, credetemi, io sono entrato, è una struttura priva di dignità umana. Vale per il detenuto e vale ancora di più per la gente che non deve scontare nessuna pena, ma deve semplicemente lavorare. Questa era una concessione, Mirko, perdoni, era un'idea che aveva già avuto il generale Carlo Alberto Della Chiesa, perché è opera, mi pare, del generale Carlo Alberto Della Chiesa quando era il capo dell'antiterrorismo, la costruzione di certi carceri dove appunto con il detenuto non ci deve essere contatto. Mi ricordo per esempio che il carcere di Ascoli Piceno, di Marino del Tronto, e quello di Monza avevano proprio questo sistema all'interno delle celle, perché la maggior parte dovevano essere se non singole da 2 posti, c'erano dei citofoni con cui appunto il detenuto si doveva cioè doveva mettersi in contatto con la custodia, e in maniera appunto proprio da limitare quelli che erano anche i contatti. È solo che appunto si parla del 1980 rotti, insomma. Quello è. Ma ti faccio l'esempio del carcere di Rieti. Il carcere di Rieti, appena creato, era una struttura veramente efficiente e con un concetto del detenuto aveva il citofono all'interno della propria cella, gli agenti erano al servizio di rotonda, tutto automatizzato e tutto. Poi che cosa succede? Iniziano i guasti, guasto al cancello, guasto al citofono, ditte che spariscono, quindi ditte che hanno un appalto con un sistema, con un software, quindi fallisce la ditta, questo software, la licenza di quella ditta, ne arriva un'altra che inserisce il suo sistema, il suo software, e quindi giù a costi assurdi. Faccio un esempio: mascature elettroniche che, se la usiamo per casa, probabilmente spenderemo 100-200 euro, con costi che vanno dai 6.000 ai 12.000 euro. Che era il tempo delle carceri d'oro? Sì, parliamo dai carceri d'oro fino ad arrivare ai giorni nostri. Ancora oggi succede. Ti faccio l'esempio delle mascature del carcere di Rovigo, che elettrificate un tempo, oggi passate manualmente, perché ogni mascatura i prezzi erano quelli, 6.000 euro a mascatura. Il carcere di Rovigo è quello dove c'è anche il nuovo minorile o ricordo male? Allora, il nuovo minorile ancora, diciamo che sostanzialmente come struttura è finita, è pronta, è tutto. C'è stato l'interessamento del DGM con il sottosegretario Ostellari, quindi quella è una struttura a sé stante. E quindi, ma quello che era già carcere sostanzialmente per gli adulti era partito con una buona concezione
strutturale, ma poi di fatto sono susseguiti questi problemi che sono problemi di natura tecnica. E quindi anche lì abbiamo il problema delle varie ditte e di quant'altro. Ho capito. E chi ne fa la spesa è sempre il personale di polizia penitenziaria, perché un conto è automatizzare 100 celle e un conto è andare a aprire manualmente 100 celle. Certo. Soprattutto quando poi in ogni sezione c'è solamente un agente che deve appunto badare a 100 Assolutamente detenuti, sì. perché poi i numeri sono quelli, insomma. Sì. Tu prima facevi La media all'interno del reparto detentivo è quella, sono 100 detenuti, e sei fortunato se a volte si è in 2 sul piano, perché la custodia, la vigilanza dinamica ha portato che c'è un agente per piano, il che significa raddoppiare non più 100 ma 200 detenuti. Sì, io c'è uno dei miei co-conduttori, non Antonio Fellone, ma Federico, appunto mi raccontava che lui faceva il criceto, praticamente, che si sentiva essere un criceto dentro una ruota che continuava a girare, quando appunto lui è stato per un certo periodo al carcere di San Vittore e doveva correre da un piano all'altro, lì addirittura ne aveva 3 di piani, non 1. Sì, ma infatti secondo me la prossima proposta al nuovo contratto chiederemo di essere pagati col contapassi, Sarebbe perché mica male. veramente è diventato assurdo, perché poi ci troviamo sostanzialmente a dover coprire 200 celle, non è semplice, non è Allora, veramente semplice. Mirko Manna, ti devo un attimino interrompere perché siamo arrivati alla metà della trasmissione, dobbiamo dare la pubblicità. Resta sempre con noi e restate con noi, Assolutamente. ascoltatori e ascoltatrici di Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci sempre su Radio Libertà, sempre nello spazio dedicato al SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. E comunque è uno spazio radiofonico che è dedicato a tutte le donne
e a tutti gli uomini che indossano appunto la divisa della polizia penitenziaria, ma a cui allarghiamo anche tutti gli altri operatori delle forze dell'ordine, perché se è vero che i nostri amici che appunto operano all'interno delle prigioni non possono ridere, non è che gli altri che stanno in mezzo alla strada siano più felici, perché appunto tutte le varie persone problematiche che Mirko Manna e i suoi colleghi si ritrovano a dover gestire quotidianamente, prima transitano all'esterno, appunto prima si ricuccano polizia, carabinieri, guardia di finanza, insomma il nostro paese, l'Italia è diventato un paese abbastanza problematico, per chi sta nel campo della sicurezza. Ne condividi? Assolutamente sì. Anche i colleghi che comunque sia operano all'esterno del sistema penitenziario e che comunque garantiscono sicurezza ai cittadini, molto spesso quando ci troviamo in occasione di eventi che ci portano a confronti su quello che è poi la sicurezza sul lavoro dei singoli e sul territorio, ci viene rappresentato che le mancanze di sicurezza sul territorio sono tante, che anche nonostante nel caso della Polizia di Stato e dei Carabinieri ci siano dei protocolli operativi già da anni per determinati interventi, ormai anche loro su 3 interventi almeno un paio di volte sono costretti Sì. ad andare in tribunale a giustificare il loro operato, e questo logicamente rende tutto più complicato. E gli strumenti di cui sono dotati spesso diciamo che vengono forniti nelle grandi città, ma nelle piccole realtà ancora ad oggi non sono arrivati strumenti come il taser e altre misure di contenimento quando si trovano poi a dover intervenire su criminali che rischiano di mettere a repentaglio la vita dei liberi cittadini. Dunque, prima quando io ti ho chiesto di fare un piccolo di spiegarci quello che appunto era accaduto nelle prigioni appunto del centro Italia, tu avevi parlato del carcere di Terni e di quello di Spoleto. Sì. M'era subito venuto in mente, tu hai citato 2 istituti che hanno una tipologia di detenuti anche molto particolare, perché a Spoleto c'è L'alta sicurezza. l'alta sicurezza. A Terni non è da meno, insomma, Terni ha detenuti di un certo tipo anche, di un certo spessore. Assolutamente sì. E il problema sono che siamo arrivati ad un punto che carceri come Spoleto e Terni, che prima gestivano in modo egregio il personale ad alta sicurezza, con l'introduzione dei vari sistemi degli altri circuiti, parliamo proprio di Terni, che è arrivata, se non erro, dai 7 ai 10 circuiti differenziati. Oggi è sempre più difficile, perché comunque il personale è sempre quello, non è che c'è stata un'impennata assegnazione di personale e la struttura non è idonea a gestire tutti questi circuiti penitenziari. Noi come SINAP lo abbiamo fatto presente all'allora capo del Dipartimento, l'abbiamo fatto presente al direttore del personale, al direttore generale dei detenuti, e quindi diciamo che stiamo cercando quantomeno di deflazionare quella che è l'invio di detenuti. Esempio, e lì rientriamo poi nelle competenze dei direttori generali della regione, tipo il provveditore. Cioè, un inciso va fatto: Toscana e Umbria, cioè un provveditore che in un anno manda 100 detenuti per ordine e sicurezza in un carcere come quello di Spoleto, probabilmente o non è mai entrato nel carcere di Spoleto o utilizza un criterio sostanzialmente assurdo, perché è veramente difficile comprendere come poter inviare 100 persone per ordine e sicurezza quando poi Spoleto non può neanche più gestire quelli che sono i semplici, l'applicazione di un 14 bis, ovvero per chi non è, la faccio semplice per chi non conosce l'ordinamento penitenziario, è quando un detenuto per comportamenti
violenti nei confronti di altri, gli si applica questo regime 14 bis che sostanzialmente viene messo in cella da solo e tolto da quella che è la vita comune, ma perché è pericoloso per se stesso e per gli pure per altri. gli altri. Oggi non è possibile nel carcere di Spoleto perché il 14 bis lo devono applicare e rimane all'interno della sezione, il che significa che comunque non hai la capacità di spostarlo e mandarne 100 di questo tipo per ordine e sicurezza. Probabilmente è una visione, non è una visione oculata quella del direttore generale di quella regione. Mirko, posso dire una cosa? Io me lo posso permettere, visto che sono un semplice giornalista e non sono a stipendio dal ministero. Ma forse queste persone, questi dirigenti che si inventano questi spostamenti, forse dovrebbero fare anche loro un passaggio nelle prigioni. Io sono stato il primo che ha portato consiglieri regionali, deputati e senatori di vari schieramenti politici a conoscere le prigioni, ma non tanto per vedere come stavano i detenuti, ma soprattutto per vedere come lavoravano chi nelle prigioni ci lavora. Ecco, io tante volte l'ho detto, nelle prigioni ci dovrebbero fare delle visite, ma un po' prolungate, sia i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, e io qua ci aggiungerei anche i funzionari del ministero, gli alti dirigenti del Ministero della Giustizia, perché io tante volte dico che certe cose avvengono in Italia perché, per esempio, la politica, quelli con la politica con la P maiuscola, quella che fa appunto le leggi, tante volte non conosce quelle che sono le situazioni su cui deve legiferare. Io spesso e volentieri ho portato Matteo Salvini in giro per i mercati di Milano, gli ho fatto conoscere quello che era una certa realtà, ho tormentato Matteo Salvini, che è stato, prima che vice premier e ministro, è stato direttore di questa radio. Io me lo sono portato in giro in tante situazioni, gli ho fatto conoscere quelli che erano i problemi che per esempio colpivano certe categorie lavorative. Oh, e pare che allora questi dirigenti che mandano 100 detenuti tutti quanti a Spoleto, quando Spoleto fa fatica all'istituto penitenziario di Spoleto, quando appunto l'istituto penitenziario di Spoleto già fa fatica a causa di carenze d'organico, di strutture invecchiate, obsolete e cose varie. Ecco, quando manda appunto 100 detenuti tutti quanti lì, evidentemente ignora la situazione. Allora bisogna appunto spiegare a queste persone quella che è la vera realtà dei fatti, se no appunto in pratica questi continuano a emanare Ma a noi c'è stato riportato lì, quando siamo andati lì, abbiamo detto scusate, ma il provveditore è venuto a Terni, quindi ha visto che c'erano le condizioni per poter inviare nell'arco di un anno questi ulteriori 100 reclusi? Dice, no, guardi, il provveditore non ha mai visitato il penitenziario di Spoleto. Stessa cosa è successa a Terni, il provveditore non è mai entrato a Terni, ma veramente, ma lì è la politica un po' responsabile. Questi fantomatici direttori generali che vengono nominati proposti con incarico fiduciario, quindi dalla politica, per assurdo, una volta nominati, non vi è una norma che consente di riportarli al semplice ruolo dirigenziale, il che significa che se vieni nominato rimani sine die in quell'incarico. E poi Non fai c'è anche una... carriera? Fai anche Cioè, carriera poi pure. quella già, il direttore generale già è il massimo, la massima possibilità per un dirigente penitenziario di raggiungere l'apice. Quindi sono pochissimi, ma per assurdo non è prevista una sanzione nel caso che sbagliano, non subiscono come gli altri dirigenti un procedimento disciplinare perché non c'è un organo superiore. Quindi o commetti un reato e finisci dal giudice, o comunque se commetti un errore opinabile che magari per un dirigente normale prevede una sanzione, per quella categoria non esiste. Beh, non è che un cane si può mozzicare una coda da solo, insomma, non si usa. Sarebbe assurdo, no? A meno che il cane non è pazzo, solitamente non si morde mai la coda. Sì, infatti. Beh, dunque, tu hai parlato di Terni e appunto di Spoleto che fa in capo all'Abruzzo,
no, aspetta, no, l'Umbria è stata abbinata alla Toscana. alla Umbria e Toscana, poi Sì. è stata creata quell'altra con Lazio, Abruzzo E Molise. e Molise. Beh, Lazio, Abruzzo e Molise stanno sistemati bene perché ci hanno nominato un provveditore con le palle sotto, e quello del dottor Giacinto Assolutamente sì. Siciliano, quello la galera l'ha Dottor Giacinto conosciuto. Siciliano, che saluto per amicizia e dal punto di vista professionale, per la stima, perché credo che sia lui e pochi altri che possiamo contare su una mano, sia veramente una persona che ha meritato il suo ruolo di direttore generale e sta facendo la differenza nel provveditorato che gli è stato assegnato, che è di difficile gestione, vista la grandezza e vista la tipologia del territorio, perché poi dobbiamo dire anche questo. Certo, gli hanno dato una gatta da pelare, mica da ridere, al dottor Giacinto Siciliano. Però appunto lui comunque ha la competenza, perché lui si è veramente sciroppato decenni e decenni di istituti e di situazioni appunto penitenziarie di una certa rilevanza. Però appunto, ecco, fa specie che nelle altre regioni accada poi questo, insomma, soprattutto quando poi si parla di istituti penitenziari mica da poco, perché ripeto, il carcere di Spoleto e quello di Terni, ci stanno belle risme di criminali detenuti lì, ed è giusto appunto che a queste persone venga dato quello che giustamente gli merita, sia come doveri e anche come diritti. Il problema è che laddove c'è in una prigione manca appunto la forza minima, tu non puoi manco garantire quello che l'articolo 27 della Costituzione ci impone, no? Assolutamente sì. Ma io dico che va rivisto anche, perché quando noi parliamo di sovraffollamento, spesso quello che da che cosa è dettato il sovraffollamento? Da una semplice applicazione numerica, no? Sostanzialmente c'è il programma che ci dà, ma il programma perché è stabilito sui 9 metri quadri, e addirittura si parlava di quando c'è stata la Torreggiani, che l'esclusione dei suppellitti, quindi letti e quant'altro. Ma quei 9 metri quadri sono per abitazioni civili, non sono per non per camere di pernottamento. Camere di pernottamento. Che è successo? Ci siamo persi. Mirko, ci sei ancora? Mi sentite? Adesso sì, avevamo avuto un attimino un blocco. Capisci bene che un conto è contare 9 metri quadri, un conto è contarne 3 da quel punto di vista, ma resta il fatto, quello che ti ho detto prima, va rivista la concezione della struttura penitenziaria, perché noi possiamo riempirlo di uomini della polizia penitenziaria e delle funzioni centrali, ma rimane il fatto che poi il posto dove passano H24 la giornata i detenuti deve essere comunque un posto dignitoso, e purtroppo oggi le carceri italiane che hanno questo tipo di dignità forse sono 2 o 3 in tutta Italia. Io ho detto forse perché non me la sento di dire con certezza sì, quello è un carcere dignitoso. E pensate voi che lì ci sono persone che non sono idonee a stare a contatto con gli altri, ma ci sono anche dei lavoratori, che sono le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, delle funzioni centrali, i volontari che accedono per dare una mano. Anche loro comunque subiscono l'impatto di queste strutture ormai vetuste e obsolete. E meno male che ci sono comunque i volontari, perché per esempio come meno male, qua assolutamente a San Vittorio a Milano assolvono, e anche a Opera, eppure a Bollate assolvono veramente dei compiti che altrimenti potrebbero portare a maggior acutizzare quelle che sono le tensioni all'interno delle prigioni, come anche a Roma, a Regina Coeli e alle Bibbie, insomma, ci sono appunto volontari. Vabbè, a Regina Coeli ci sono i volontari guidati da padre Vittorio Trani, che è un grande in questo campo qua. Ascolta Mirko, ma tu ci sarai mercoledì 25 giugno alla Camera dei Deputati, alla Sala Salvadori? Ci sarai o no?
Sì, assolutamente sì, saremo presenti io e il segretario generale, il dottor Roberto Santini, il dottor Pellegrino, Antonio Fellone e una buona compagine dei nostri segretari regionali e nazionali che parteciperemo all'evento come organizzazione sindacale. Perché lì potrebbe essere anche, anzi, lì è l'occasione giusta per acchiappare i massimi vertici della politica, che vabbè, della Lega, questa è un'iniziativa della Lega, e spronarli appunto a fare ulteriori passi, perché hanno fatto 30, facessero 31. È vero che, Sì. è vero che il sottosegretario Stellari ha contribuito a far fare bandi, a far assumere 10.000 e passa agenti della polizia penitenziaria, cosa che non accadeva da oltre un decennio. Però, visto che stanno al governo adesso, visto che ora hanno le leve del comando, facessero anche il resto. Insomma, io ogni tanto glielo dico ad Antonio, Antonio va subito, si agita, no? Dico, Antonio, d'altronde queste cose le dobbiamo chiedere ora, perché ora sono Allora, al governo. bravissimo, bisogna essere onesti. Allora, se cose buone fatte prima, sì, cose buone fatte oggi, sono molte di più quelle fatte oggi. Sì. Cioè, questo è un governo che comunque sia, contrariamente ai suoi predecessori, ci ha messo la faccia. Abbiamo dei sottosegretari, capi di gabinetto, capi DAP e direttori, una squadra scelta dove ascoltano e ci mettono la faccia e migliorano. Che poi ancora oggi ci siano problemi, abbiamo problemi da 40 anni. Un passo avanti è stato fatto? Sì. Stiamo andando nella direzione giusta? Sì. Quello che dici tu è giusto. 10.000 persone assunte, va grazie di tutto, abbiamo fatto 30, facciamo 31, colmiamo la pianta organica. Certo. Siamo 36.000 e siamo in sofferenza, la pianta organica è di 42.000. Governo, fai l'ennesimo sforzo, colma la pianta organica. Una volta che abbiamo riempito la pianta organica, lì possiamo valutare se è il caso di innalzarla a 50.000 poliziotti penitenziari. Alziamola, cioè se vogliamo sistemare siamo sulla strada giusta, però hai detto bene tu, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Sì. E non è che vogliamo gli elicotteri a comando vocale o i laser per... No, basterebbero i droni. Basterebbero i droni. Noi quello che chiediamo, sicurezza personale e dignità sui posti di lavoro. Comunque, mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 11 alla Camera dei Deputati presso la Sala Salvadori in via Uffici del Vicario 21 a Roma. Ci saranno appunto tutti i più grossi rappresentanti della Lega, da Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo, Nicola Molteni, Andrea Stellari e Matteo Salvini. Il tutto gestito dal nostro mitico Antonio Fellone, che oggi... consentimi di dirlo, perché tutto gestito e coordinato dal mio amico e collega Antonio Fellone. Perciò appunto in pratica noi in quell'occasione a tutti questi politici che saranno là glielo dobbiamo dire: ragazzi, avete fatto 30, famo 31, visto che siamo a Roma possiamo proprio dire famo 31, o anzi fate 31, perché d'altronde bisogna battere il ferro finché è caldo, perché non fosse mai, ma se rivince la sinistra, se viene sulla Schlein, ce lo sogniamo. Cioè, a me ieri dicevano che appunto per i futuri pensionati ci sarà a breve ci saranno i problemi, perché per pagare le pensioni ai pensionati ci vuole un miliardo al mese. Anzi, no, sì, un miliardo, può essere un miliardo al mese, un miliardo al giorno è un'esagerazione, perché un miliardo al giorno sono 365 giorni, significa che per pagare le pensioni a tutti i pensionati che ci saranno da qua al 2050, però bisogna appunto prendere e calcolare 1 miliardo al giorno, 365 miliardi all'anno, ma dove cavolo li andiamo a prendere? No? Assolutamente. Io già vedo appunto, io comincerei a preoccuparmi, io alla pensione ci sono arrivato, cioè male, io no. Apposta, attenzione, voi come forza sindacale dovete anche pensare a questo in prospettiva, perché tutto il lavoro che voi fate oggi, tutti i sacrifici, i sacrifici che poi voi imponete a voi stessi e alla vostra famiglia, perché
spieghiamolo appunto che fare un lavoro difficile come il vostro significa anche sottrarre il tempo e serenità ai vostri cari. Non può appunto avere addirittura questo dilemma, questo diciamo, capace che quando avrò finito manco ci saranno più soldi per ripagarmi di tutti i contributi che ho versato in anni. Allora queste cose bisogna spiegarle alla politica. A me viene facile fare appunto svolgere questo ruolo, perché ripeto, quello di aizza popolo, io l'ho sempre fatto, ho sempre fatto l'aizza popolo in diverse situazioni, no? Però qua non si può scherzare con la vita della gente. Allora, se non verrà dato quello che è il giusto, non verranno fatte le cose che tu giustamente anche hai sottolineato prima, qua si scherza con la vita di quei 40.000 e passa che lavorano nel settore delle prigioni con le divise, ma a cui poi dobbiamo aggiungere anche quelli, il personale civile, gli educatori, gli psicologi, gli assistenti sociali, i medici. Ecco, questo è il momento, a parer mio, di pretendere dalla politica, soprattutto da chi governa oggi e comunque è sensibile alle nostre urla o richieste, o tanti potrebbero dire vabbè, alle nostre proposte. ma qualcuno potrebbe dire queste Alle sono nostre lagna, proposte. avete sempre da lamentarvi. Qua non è vero, perché provatelo a fare voi, un lavoro che fanno queste 40.000 persone che hanno quotidianamente problemi a doversi rapportare con gente che sta fuori di testa. E dopo appunto sicuramente diventereste più attivi, perciò appunto politica, e io sono qua, sono sotterrato qui a Radio Libertà, che sta al piano sotterraneo praticamente del palazzo di Via Bellerio, dove qua appunto sono transitati prima tutti quanti quelli che ora sono al governo. Ecco, Sei in una sorta di isolamento. Sì, sono in un bunker praticamente. Beh, datevi da fare insomma, anche perché appunto ce n'è bisogno. Tu Mirko rappresenti un'importante fetta di quello che è il settore lavorativo in cui da quanti anni lavori tu ormai in questo campo? Sono 30 anni. 30 anni. E oggi rappresentiamo come secondo sindacato circa 6.300 persone. Capito? Perciò pensa un po', se da questo governo non arrivano giuste risposte, tu ci avrai 6.000 persone che ti diranno all'meglio, puntini, puntini, puntini. E come si dice? Questo governo dovrà dare delle risposte, altrimenti 6.300 persone scenderanno in piazza. Infatti. È chiaro. Vox Populi, Vox Dei. Quindi. Certo, e noi questo comunque è un momento per fare, visto che appunto abbiamo cominciato bene, dobbiamo finire meglio. Se questo governo appunto con tutte queste persone che si sono date da fare... ok, vabbè, mi dice la nostra mitica regista che abbiamo con noi anche Antonio, e io ti devo ringraziare Mirko Manna per la tua partecipazione. Dobbiamo dare la parola ad Antonio perché ci rimangono 2 minuti. Che dici, lo facciamo parlare? Ok, diamo la parola assolutamente sì. Vai Antonio, è tutta tua. Buongiorno a tutti, vi voglio scusare con tutti coloro che ci seguono, ma oggi c'è stato un evento straordinario e particolare, quindi non sono potuto essere in trasmissione, però so più che certo che Mirko ha fatto un grandissimo lavoro insieme a te, Mimmo, quindi sì, non abbiamo sentito la tua mancanza, Antonio. Non avevo assolutamente dubbi. Ci tenevo in diretta a ricordare la persona deceduta qui a Brescia, era l'ispettore di polizia penitenziaria, una persona molto attaccata alla divisa e al nostro lavoro, e quindi il minimo era venire a portargli l'ultimo saluto, che è l'ispettore superiore Leonardo Martinelli, che ci ha lasciato ieri, quindi l'altro ieri e oggi c'erano i funerali, quindi assolutamente non me la sentivo rimancare, perché un grande appartenente alla polizia penitenziaria, quindi merito tutti gli onori del caso. Noi ci associamo al cordoglio, Antonio. Mi
Mi dice Sveva che appunto il tempo è lì. Mirko, tiranno. Mimmo, ma hai ricordato l'evento di mercoledì? Come no, ne abbiamo parlato pochi attimi fa. Ok. Lo vuoi fare tu direttamente? Dai. Vabbè, noi mercoledì facciamo questo incontro, convegno alla Camera dei Deputati alla Sala Salvatori, ho l'onore di partecipare, ci saranno il capogruppo della Lega al Senato Romeo, il capogruppo della Lega alla Camera Molinari, il sottosegretario Molteni, è ovvio il padrone di casa il sottosegretario Stellari, e ci sarà un saluto del ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché il vice premier Matteo Salvini. Quindi sarà un grande evento dedicato alla polizia penitenziaria. Mai visto che un partito dedica un evento specifico solo ed esclusivamente al corpo di polizia penitenziaria. Il titolo sarà comunque l'impatto del decreto sicurezza sul mondo penitenziario e ovviamente sulla polizia penitenziaria, e sarà l'occasione per presentare i dipartimenti regionali, perché come ben sapete la Lega ha il dipartimento carcere e polizia penitenziaria, e io ho il privilegio di essere il coordinatore nazionale. Ci sarà la presentazione di tutti i coordinamenti regionali, è un grandissimo movimento al fianco della polizia penitenziaria. Siamo unici, solo la Lega ha questo supporto al nostro corpo, quindi è fondamentale. Antonio, saluta e poi ci risentiamo martedì, così ti faccio rifare un replay di questo annuncio, va bene? Va bene, grazie sempre a te Mimmo, grazie a Mirko per il tempo che ci ha dedicato oggi, grazie a Ci mancherebbe altro, è un piacere. Buona giornata a tutti e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata. Avete ascoltato